Ben trovato al senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Con il quale però iniziamo in maniera un po', tra virgolette, diversa, perché volevamo parlare un po' di pallacanestro, da grande appassionato qual è l'amico Patuanelli, che insomma ogni tanto vedete in incursione anche al Caffè dello Sport ultimamente, proprio per la sua passione. Allora, partiamo innanzitutto dall'attualità, perché insomma abbiamo visto l'opera di Mike Arcieri dietro le quinte nei rinnovi che sono fioccati in questo periodo, Brown, Ruzier e poi Ross. Diciamo che i due playmaker e una guardia americana sono già blindati. Questo dice molto, no? sulla lungimiranza e sul lavoro che si sta facendo in casa biancorossa. Beh sì, dice molto, dice una squadra che sta già nascendo e crescendo per il prossimo anno sulle basi dei risultati eccezionali che quest'anno la Pallacanestro Trieste sta avendo. Io mi auguro che ci sia la possibilità di rinnovare anche un'altra parte del roster. Credo che Jutov sia un giocatore pazzesco e credo che Valentine abbia creato non soltanto sul campo ma anche attorno al suo personaggio un entusiasmo incredibile, quindi è da augurarsi che ci sia anche una possibilità, certo non facile perché sono giocatori che sicuramente hanno un mercato enorme, la possibilità di rinnovare anche loro. C'è il dispiacere della dipartita per un ritorno negli Stati Uniti di Jamion Christian, che sicuramente ha fatto un ottimo lavoro quest'anno, che ha iniziato con grande difficoltà l'anno scorso, ma che ha saputo costruire una squadra poi per la Serie A al di sopra di ogni più rosea aspettativa, e dietro a questo c'è una società molto molto solida. C'è il grandissimo lavoro di Mike Arcieri, che ha un evidente talento nell'andare a scoprire e a trovare non solo talenti singoli, ma anche il comprendere come questi talenti poi giocano assieme, e c'è una proprietà che evidentemente ha una solidità economica, una voglia di investire, che mi auguro possa risvegliare anche nel tessuto produttivo triestino un accompagnamento allo sforzo economico che poi Mattiassi ci sta facendo da quando ha rilevato la società. Quindi mi permetto di fare un appello a tutte le persone che possono concorrere a questo sogno di vedere Trieste ai vertici della pallacanestro italiana per un periodo lungo, perché c'è questa possibilità se poi Mattiassi non viene lasciato solo. Certo. Quindi dal tessuto produttivo e credo anche a uno sforzo che alcune grandi compagnie potrebbero fare per accompagnare Trieste in questo viaggio meraviglioso. Certo, c'è bisogno chiaramente del sostegno. Sentiamo la telefonata, non so se cestistica o meno. Pronto? Sì, buongiorno, sono Sergio, un triestino di 93 anni subito. Cercavo di parlare col signore prima, che parlava anche dei panorami eccetera. Signori miei, parliamo tanto, tutto bla bla bla, e dopo non dice niente. Sì, di cosa sta parlando però, perché non si capisce. Le spiego. Abbiamo abbandonato Trieste, abbiamo l'Edera che va su per gli alberi privati, è tutto un abbandono. La Pacanoni Officina si è coperta tutti i paracari, proprio è un abbandono completo. Guardate, Cesana è molto meno. Quando si arriva là, si è già tagliati gli alberi, portato il bosco di sotto. Qua da noi si è tutto abbandonato, nessuno fa niente. Gli alberi non sono sulla Basovizana, che la Basovizana non ha le strisce pedonali, ha un solo bottino delle scovate per tutte le case, e c'è sempre pieno naturalmente. E abbiamo alberi che sono alti 20 metri a confine della strada. Se c'è un poco di vento, quella roba là ne taglia i fili della luce e restiamo tutti senza luce anche. Dopo, se sarebbe qualcuno che controlla anche la velocità, sarebbe una bella roba, no? Perché c'è tanta gente che viene su di sera, di mattina, con le moto, viene su in seconda a 140, e ha detto, devo pur provare la moto da qualche parte. E viene sulla Basovizana. Questo per dire che la Basovizana è stata abbandonata, ma no, tutta Trieste. Guardate Barcola, c'è l'Edera su per gli alberi fino in alto, ma dico, quella particella che ha un palò,
basterebbe dire che, signor mio, te devi fare manutenzione sugli alberi. E invece niente, nessuno fa. Cosa che volevo dire adesso, era una roba che comincia con la C. Chiaro il suo intervento, grazie. Sì, ma vedremo se qualche volta, perché anche voi mi ho telefonato 10 volte, sa, ma non ha servito niente, non si è arrivato a nessuno di queste cose. E se vuole vengo io a potare l'edera, ma forse che non è il caso, no? Cosa dice? Far manutenzione, va bene. Far manutenzione al verde, va bene. non solo parole. Recupero la scala, vengo io per l'edera. Grazie. Vuoi rispondere? Beh, è abbastanza evidente che negli ultimi 15 anni c'è stata forse anche più, un'evidente scelta dell'amministrazione di concentrarsi su alcuni parti della città. Devo dire che il centro è stato manutenuto, è ordinato, è pulito. Quando si esce dal centro storico probabilmente questa condizione è diversa. Dopodiché io ho la fortuna, insomma, per questioni ovviamente di lavoro, di girare tutto il paese e vedo condizioni, situazioni in tutta Italia. È giusto segnalare quando c'è anche l'edera che sale su un albero o quando manca un passaggio pedonale. Viviamo un'isola sostanzialmente felice da questo punto di vista. È quello che pensavo mentre sentivo. Cioè, credo che sia sempre giusto segnalare ogni disservizio, ogni situazione difficile. Sentivo prima una telefonata che parlava di scala dei giganti, dell'illuminazione. Ci sono alcune criticità in città che sono evidenti, soprattutto parlo della fascia periferica, forse della prima periferia. E Trieste non è una città difficile da governare, è una città che ha risorse, ricca, piccola, concentrata. Io vivo prevalentemente la mia quotidianità a Roma, il comune di Roma è il comune più esteso al mondo, governare quel comune è sostanzialmente non so, ma neanche il Padre Eterno potrebbe risolvere tutti i problemi di quella città, ma non serve andare a Roma per vedere condizioni ben peggiori di Trieste, quindi sicuramente ci sono alcuni aspetti che possono migliorare, ripeto, credo che servirebbe un'amministrazione che si concentri ora un po' su risolvere alcune criticità della prima periferia, su alcune cuciture urbanistiche, su una manutenzione più spinta in zone meno visibili della città, che fanno meno consenso ma che poi rendono più vivibile la città nel suo complesso. Però ecco, viviamo un quadro, una situazione globalmente direi molto felice rispetto al 95% dei comuni. Io penso di aver visto tutti i capoluoghi di provincia d'Italia in questi anni. Non andrei a vivere da nessun'altra parte. Allora, volevo riportare il senatore sulla pallacanestro, rivedendo il servizio sul rinnovo di Michele Ruzier, che sta vivendo un momento di carriera straordinario, probabilmente l'apice del suo rendimento cestistico nella massima serie nazionale. Refresciando la scaletta in regia con il nostro ottimo Enzo Iannacone, possiamo andare a vedere l'ultimo servizio praticamente nella nostra scaletta, che ci racconta insomma di questo rinnovo che insieme a quelli di Brown e Colby-Ross fa ben sperare per la prossima stagione anche. 7 secondi, c'è pochissimo tempo, Ruzier deve prendersi la tripla, la segna! E il terzo bolide di Michelino Ruzier. E l'uomo della promozione, il playmaker, nato e cresciuto a Trieste, che a 32 anni sta vivendo nella massima serie il momento più importante della sua carriera, tanto da essere invocato nella nazionale di Pozzecco da molti addetti ai lavori. Ecco perché la dirigenza della Pallacanestro Trieste lo ha blindato con un contratto pluriennale, aggiungendo un altro tassello fondamentale alla squadra del futuro, dopo aver fatto lo stesso con la guardia statunitense Markel Brown ed aver ricevuto una richiesta esplicita in questo senso anche dal veterano Jeff Brooks. Per Michele, Michi per gli amici, va fatto un discorso aggiuntivo: non solo le sue doti di leader, passatore e ora anche realizzatore, ma le sue caratteristiche di uomo squadra che sa condurre senza andare mai fuori dalle righe, schivo quanto schietto, concreto quanto professionista ineccepibile. Una conferma che rappresenta un segnale fortissimo per il progetto futuro, secondo il presidente di Pallacanestro Trieste Paul Matjasic. Un giorno di festa per la città di Trieste, secondo il general manager
manager Mike Arcieri, per cui Miki rappresenta una presenza fondamentale per guidare la squadra verso un futuro luminoso. È un onore continuare a fare parte di questa grande famiglia. Le parole a caldo di Michele Ruzier dopo la firma. Ringrazio Michael e Paul per la fiducia. Avere la possibilità di vestire ancora i colori della mia città e giocare davanti alla mia gente è impagabile. Non c'è nessun altro posto in cui vorrei essere. Infine, le cifre di Michele. Nelle 10 occasioni in cui è partito in quintetto quest'anno ha messo a referto 13,8 punti e 5,4 assist di media, mentre le sue percentuali al tiro sono state impeccabili per tutta la stagione, 50% da 3 in particolare. Dalla lunga, Michele ormai è un pericolo pubblico per l'intera Serie A1. Allora, abbiamo parlato di Michele Ruzier che chiaramente sta facendo brillare gli occhi a tutti dalla Coppa Italia a questo periodo senza Rossi, in cui Trieste sostanzialmente, se guardiamo con realismo il calendario, non ha perso un colpo, perché il tema della sconfitta di Trapani, che tu perda di 40 o di 2 punti, a Trapani ci poteva assolutamente stare la sconfitta, e poi dopo per esempio hai vinto in casa con la Virtus, quindi 2-2 con Bologna, quindi alla fine si è fatto praticamente il massimo. Si è fatto il massimo. Se proprio dobbiamo guardare a qualche recriminazione, penso alla partita in casa con Reggio Emilia all'andata, certo, e penso alla partita a Sassari, che forse è l'unica vera partita sbagliata, perché Trapani è vero che abbiamo perso di quasi 50 punti, è anche vero che abbiamo trovato una squadra che ha tirato col 72% da 3 e col 75% da 2 e col 96% dei tiri liberi. Certo. È una prestazione balistica che, a prescindere, anche giocando 5 contro 0, non è facile segnare col 72% da 3, no? Certo. Quindi quella è una partita che non fa storia. Le due recriminazioni secondo me sono quelle due partite che ho citato. C'è da dire che con Brescia, ad esempio, abbiamo fatto 2 partite che potevamo vincere sia in casa che fuori, e non avevamo mai la squadra al completo. Certo. E anche questo discorso va fatto per esempio sulle squadre al top, no? Per esempio Brescia e Trento sostanzialmente infortuni zero, no? Mentre noi praticamente abbiamo giocato con almeno 1 se non 2 giocatori in meno una larghissima parte del campionato. Anche Trapani sostanzialmente, a parte un periodo Petruccelli, per il resto non ha avuto grandi problemi con gli infortuni. Discorso a parte va fatto per Bologna e Milano, chiaramente. Certo. Virtus e Olimpia fanno 2 campionati, hanno dei roster molto lunghi, hanno avuto spesso 3 impegni settimanali. Io ho la fortuna di avere un rapporto diretto e frequente con Ettore Messina, il quale mi dice: sai, se io gioco la domenica a Reggio Emilia, martedì ad Atene, giovedì o venerdì a Barcellona e la domenica a Milano, io in una settimana non mi alleno mai, perché chiaramente con i viaggi, certo, eccetera, lui non, e oltre a questo hanno avuto una serie di infortuni anche molto importanti. Dopodiché adesso hanno sostanzialmente un mese di tempo per prepararsi ai playoff, indipendentemente da come finiscono in griglia, e Milano sarà comunque la squadra da battere, e Bologna ha anche una caratteristica, una situazione in più, cioè che chiaramente non sono state rifatte le scelte giuste, ma confermato l'allenatore, comunque giocatori importanti, ai playoff non piacerà a nessuno. No, certamente, è un campionato bellissimo, perché veramente sono partite in cui fare un pronostico è complicatissimo, tutte possono vincere con tutte, ormai fatto salvo quelle 4-5 situazioni già consolidate. Penso che Pistoia sia evidentemente ormai retrocessa, credo che Sassari e Treviso siano le uniche 2 che non hanno obiettivi. Per il resto è un campionato apertissimo, noi con 4 punti in più saremo primi in classifica, voglio dire, no? Quindi oggi, e con 4 in meno rischi di stare fuori dai playoff, per cui è un campionato bellissimo, e sarà molto affascinante vedere la griglia playoff, perché appunto Milano e Bologna può arrivare ancora prima, Milano secondo me con più difficoltà, anche se hanno 2 calendari abbastanza simili. Nelle ultime 2 giornate Trapani incontra prima Bologna e dopo Milano, mi sembra, o prima Milano e dopo Bologna, non ricordo, quindi sarà un bel incrocio. Però probabilmente Milano e Bologna non arriveranno entrambe nelle prime 4, e quindi avranno la difficoltà di andarsi a conquistare il passaggio, certo, del turno per le semifinali fuori casa.
casa, quindi devo dire un campionato bellissimo. Trieste sta facendo faville, perché ripeto, un campionato in cui sostanzialmente penso in 3 o 4 partite al massimo hai avuto il roster al completo e stai facendo queste prestazioni con questo gioco, con questa qualità, a prescindere dai protagonisti. Credo che McDermott sia stato un acquisto l'ennesimo acquisto azzeccatissimo di Mike. Vi confido che è un giocatore che amo tantissimo, perché adoro i giocatori che hanno una capacità in difesa come quella di McDermott, a prescindere dall'attacco, e adesso sta cominciando anche a ritrovare il ritmo offensivo ed è il tiratore dall'angolo micidiale. Avere un tiratore così che si mette in angolo e attende lo scarico del playmaker, avendo 2 playmaker come Rouzier e Ross, è fondamentale. Allora, io sentirei la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, io signora. volevo chiedere un'informazione. Allora, Sì. io ho dei problemi di salute. Naturalmente ho dovuto fare la colonoscopia e ho aspettato, nonostante stessi malissimo, 6 mesi e mezzo. Dopodiché anche la risposta è arrivata in ritardo, che non era una delle migliori, niente di gravissimo ma neanche niente di bene. Adesso, per vedere che cosa ho, la mia dottoressa mi ha dato da fare la gastroscopia. Però sono andata a prendere l'appuntamento, io sto male ormai da agosto, è possibile che io ho preso l'appuntamento, devo fare la visita quasi a fine luglio e avere le risposte quasi a fine agosto? Cioè, ho capito che si può anche mettersi in lista, e ho già provato, che devono garantirti entro i 30 giorni la visita, però purtroppo qual è l'inghippo? Che possono mandarti a fare una visita a Spilimbergo, a Udine, a Monfalcone e a Gorizia. Siccome già l'esame in sé, come la colonoscopia, non è un esame che puoi non andare accompagnato, io che sono da sola, se mi danno anche di fare una visita, mettiamo, non so, a Monfalcone, dovrei avere qualcuno che mi accompagna, che purtroppo non ho. È possibile che queste liste d'attesa, anche se una persona sta male, siano così eterne, e poi quando si ha le risposte purtroppo si pensa magari se facevano un po' prima io stavo meno male? Cioè, nel senso, penso che qualcosa bisogna fare, perché non è possibile aspettare un esame stando male 6 mesi. Ecco, io volevo chiedere cosa ne pensa il suo ospite, e se naturalmente, a parte questo fatto dei 30 giorni, che poi spostarsi per un esame così complicato e per niente leggero, diciamo, mi è impossibile, cosa deve fare una persona per avere, è inutile dire farlo in privato, perché il costo di queste prestazioni si sa che è un po' proibitivo. La ringrazio, buongiorno. Grazie, grazie, prego. Penso che sia il vero tema centrale del Paese in questo momento, e anche qui vi posso assicurare che la situazione in Friuli Venezia Giulia, che negli ultimi 10 anni si è deteriorata in modo evidente ed incredibile dal punto di vista del sistema sanitario regionale, non è la peggiore d'Italia, anzi. In altre zone del Paese si aspettano per 2 anni le visite, a prescindere dalla gravità e a prescindere dall'urgenza che il paziente ha per avere la risposta. Questo è figlio di una politica che ha in modo scientifico per tanto tempo spostato risorse sul privato, per favorire il privato, distruggendo e umiliando il servizio sanitario nazionale e i servizi sanitari regionali, che a mio avviso sono uno degli elementi di civiltà di un paese. L'Italia aveva nel servizio sanitario universale un elemento, tra l'altro costituzionale, garantito, che oggi non è più garantito dallo Stato per scelta. È del tutto evidente che il legislatore, e devo dire con rammarico, qualsiasi legislatore ci sia stato, noi abbiamo governato in una fase dal punto di vista sanitario molto diversa, perché abbiamo avuto tutta la fase Covid da gestire, quindi posso dire che non fa testo quel periodo, però che abbia governato il centro-sinistra o il centro-destra a livello nazionale, le scelte sui sistemi sanitari sono sempre state le stesse: favorire il privato a scapito della sanità pubblica, e questo credo che sia inaccettabile e sia il primo elemento che preoccupa gli italiani. Ogni tanto ci capita anche come forza politica di sentire gli umori del paese attraverso dei sistemi sondaggistici, e proprio recentemente un sondaggio che abbiamo commissionato come forza politica ci ha mostrato come sia il primo
elemento di preoccupazione. Oggi i cittadini sono più preoccupati del deterioramento, del pessimo servizio che ricevono quando vanno negli ospedali, piuttosto che della guerra, del conflitto o della situazione economica. Cioè la sanità è il primo punto che deve essere di un programma di governo, io lo metto al primo punto, e bisogna investire in risorse, non basta, serve. Sembrerà una cosa poco determinante, ma secondo me è fondamentale, sganciare completamente la politica dalla sanità. Le nomine sono di nomina politica, questo deve finire questa stagione che non premia il merito, ma premia l'appartenenza politica dei direttori sanitari e dei medici. Questa è una cosa indecente. E serve ovviamente tornare alla capacità di investire nel sistema sanitario nazionale e nel pubblico, perché questo è fondamentale. È chiaro che quando hai il lobbismo della sanità privata presente in Parlamento, cioè Angelucci è proprietario di 4 quotidiani ed è un parlamentare del centrodestra ed è probabilmente il più potente uomo della sanità privata, è un po' difficile non ritenerlo in conflitto di interessi, però questo ha portato negli anni, non con una scelta non fatta, ma proprio per scelta, a rafforzare il privato a scapito del pubblico. Il privato non può non esistere, è evidente che ci deve essere una compartecipazione del privato al pubblico, e il privato interviene dove il pubblico non arriva. Ma non può essere fatta la scelta di definanziare il pubblico per favorire l'ingresso del privato in tutto il sistema sanitario. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo tra poco. Bentrovati ancora in diretta su Tele4. Volevo portare un attimo sulle tematiche, diciamo così, nazionali e internazionali il nostro ospite Stefano Patuanelli, senatore dei 5 Stelle, perché chiaramente tiene banco a livello globale la questione dei dazi. Ora c'è stata la risposta della Cina, ci sono preoccupazioni anche per esempio sul prezzo del greggio, del petrolio, di conseguenza sulla benzina e i carburanti. In regione noi continuiamo ad avere la scontistica, però insomma guardandola a livello più ampio la situazione è complessa. Xi Jinping dice basta bullismo, no? Ovviamente riferendosi alle decisioni di Trump. Viviamo un momento complicato che ha questa, diciamo così, fase di potenziale dialogo con la sospensione degli Stati Uniti dei dazi nei confronti dell'Europa, però in caso fossero confermati per le imprese, guardiamo per esempio il Friuli Venezia Giulia, potrebbe essere qualcosa di veramente pesante. Beh, la prima complicazione è che si ha a che fare con un folle che una mattina dice una cosa, il pomeriggio dice un'altra, e che influenza mercati, finanza, investimenti, stabilità economica. Mi riferisco ovviamente al Presidente degli Stati Uniti. Io sono, come posso dire, gli americani hanno deciso qual è il loro Presidente, sapevano dove andavano, chi andavano ad eleggere. Non è molto semplice affrontare la totale imprevedibilità quotidiana di Donald Trump. Certo è che la questione dei dazi era un cavallo di battaglia di Trump ai tempi di Reagan. Lui, imprenditore, chiedeva l'applicazione dei dazi nei confronti dell'Europa e degli altri paesi, quindi è dall'87 che Donald Trump parla di dazi. Non è che siamo caduti dalla sedia, no? Quando li ha annunciati, sapevamo tutti che l'avrebbe fatto. La Cina ha preparato una sua strategia di risposta da tempo, che è non soltanto i controdazi, ma la vera risposta cinese sta nel non acquistare più debito sovrano statunitense e nel mettere in vendita la parte di debito pubblico statunitense che ha, cosa che crea un danno enorme all'economia, perché chiaramente questo fa sì che
sia molto più difficile piazzare nuovo debito per gli Stati Uniti quando hai uno squilibrio tra domanda e offerta di debito pubblico, no? Uno Stato mette in vendita dei titoli di Stato per raccogliere risorse per fare ovviamente le proprie politiche economiche e finanziarie. Se non hai nessuno che ti compra il debito, l'unico modo che hai per piazzarlo è alzare il tasso di interesse, questo significa pagare più interessi e quindi un peggioramento della condizione economica. La Cina, mettendo in vendita e non acquistando più, chiaramente aumenta la quantità di debito pubblico americano che è in circolazione e quindi crea uno squilibrio di domanda e offerta che porterà a un rialzo dei tassi di interesse, questo a scapito ovviamente dell'economia americana e degli americani. Ma la Cina ha avuto una strategia di risposta, io mi chiedo dov'è l'Europa, cioè io mi sto chiedendo come mai stiamo ancora tentennando, al di là del governo italiano che su questo fronte è imbarazzante perché hanno 3 visioni diverse e per non scontentare l'uno l'altro non c'è una posizione del governo italiano. Sui dazi abbiamo avuto Salvini che ha dichiarato che sono un'opportunità per il nostro paese, dove possano essere un'opportunità solo Salvini, che non ha mai lavorato un giorno in vita sua, probabilmente sarà in grado di comprendere qual è l'opportunità dei dazi. La Meloni dice non dobbiamo assolutamente cadere nella trappola dei controdazi e della guerra con gli Stati Uniti, il giorno stesso in cui gli Sherpa in Unione Europea votano a favore dei controdazi del 25% con il voto favorevole dell'Italia. Quindi non si capisce, io non so, io sono un parlamentare della Repubblica, non so il Presidente del Consiglio del mio paese, che è anche il mio Presidente del Consiglio, che cosa va a fare il 17 negli Stati Uniti. Cioè quale sarà la posizione che Giorgia Meloni rappresenta. Credo che lei può fare le scelte che vuole, cioè non sto dicendo che siamo noi in Parlamento a dover determinare ciò che dice Giorgia Meloni al Presidente degli Stati Uniti, perché peraltro la politica estera è di competenza del governo e non di altri, però vorrei saperlo. Ecco. Vorrei sapere quello che va a dirci. Ci sono tra l'altro altri 2 temi, diciamo così, di preoccupazione. Il primo diretto sul nostro territorio con messaggi come quello lanciato per esempio dalla Illy, che dice allora spostiamo, no, parte della produzione direttamente negli Stati Uniti. Un altro è per esempio quello che dice il ministro Urso, che dice rischio di invasione di merci cinesi in Europa, diciamo come controbilanciamento di quello che succederà in America. Beh, sul primo fronte è chiaro che il primo elemento di preoccupazione, l'ho detto penso più di un mese e mezzo fa in una trasmissione a Sky TG Economia, perché è evidente che il modo che le aziende hanno per superare il tema dei dazi è spostare direttamente le produzioni negli Stati Uniti, che è uno degli elementi per cui Trump i dazi li sta facendo. E io non me la sento di condannare l'azienda che decide per salvaguardare se stessa di spostare la produzione, bisogna trovare gli strumenti per convincerli economicamente con un vantaggio, è evidente, a rimanere sul territorio italiano. Quindi quello è un problema. Dopodiché sulla seconda questione, scusa, ho perso il... Sì, che dice il ministro Urso, adesso verremo invasi sulla questione dei prodotti cinesi, che è certo, perché nel momento in cui hai deciso che la Cina non è un tuo partner commerciale, sul presupposto che il governo giallo-verde era filo cinese e la via della seta andava uccisa, massacrata e chiusa, oggi non hai uno strumento commerciale con la Cina. Se ce l'avessi, potresti andare in Cina e dire bene, troviamo il modo per rendere conveniente a entrambi ciò che sta accadendo nei confronti degli Stati Uniti. Xi Jinping ha lanciato un messaggio: assieme all'Unione Europea possiamo tranquillamente controbattere le follie di Trump. Io non metto in discussione il fatto che il rapporto che abbiamo con gli Stati Uniti non può essere pari al rapporto con nessun altro paese e che tutto il resto è commercio, però qui o l'Unione Europea oggi fa una scelta che deve essere almeno su 3 o 4 pilastri. Primo pilastro, mostrare i muscoli contro dazi nei confronti degli Stati Uniti. Secondo pilastro,
rafforzare la domanda interna, che significa garantire salari decenti ai cittadini europei, perché o tu hai una domanda interna che sostiene la tua produzione se non esporti più, oppure hai ovviamente una sovrapproduzione e quindi un problema che poi si tramuta in posti di lavoro in meno. Quindi sostegno alla domanda interna. Bisogna trovare nuovi mercati, non per tutti i prodotti ci possono essere mercati orientali, difficilmente nel settore, ne parlavo con l'amministratore, con il dottor Mutti della Mutti Pomodori, Sì. Per loro la Cina non è un mercato possibile, né l'India, perché la loro fascia di prodotto non è esportabile in quei mercati, ma ci sono tantissimi altri prodotti invece in cui il mercato orientale è un mercato molto forte che va rafforzato, quindi trovi nuovi mercati. Ultimo elemento, che poi è l'elemento della trattativa scritto nella strategia per l'export della Farnesina fatta la scorsa settimana, il tema del gas. Guardate che la contropartita che Trump chiederà per non aumentare e per non portare i dazi al 20% o 25% come aveva dichiarato, è l'impegno all'acquisto a un prezzo ancora più alto del GNL, cioè il gas liquefatto, sì, che ci arriva dagli Stati Uniti, che noi possiamo superare soltanto tornando ad acquistare gas dalla Russia. Io mi chiedo oggi perché non si ragiona in questo senso. Io non penso che ci sia una pace possibile in Ucraina nei prossimi giorni, credo che però una trattativa in corso c'è, ed è già il fatto che ci sia è un passo avanti notevole. Noi abbiamo fatto sanzioni alla Russia sulla base del grido economicamente distruggeremo la Russia, scopriamo che l'Europa cresce allo 0,5 e la Russia al 6% l'anno, quindi non abbiamo creato nessun danno, e in più ci obblighiamo a comprare il gas ad un costo enormemente più alto dagli Stati Uniti, cosa che mette in difficoltà le nostre imprese. Ma torniamo a comprare il gas dalla Russia, qual è l'elemento? Cosa ha portato il fatto di non comprarlo più? Allora, andiamo in pubblicità, poi torniamo a parlare anche di pallacanestro, tra poco. Evidentemente sì, perché sennò non sarebbe. Eccoci qua, allora in pubblicità noi parliamo di basket, insomma avete capito che il leitmotiv è un po' quello. Allora, siccome c'è la sfida con Venezia, molto importante perché significherebbe blindare i playoff, perché permetterebbe alla Pallacanestro Trieste di fare un ulteriore passo avanti, chissà di pensare anche a posizioni ulteriormente nobili all'interno della griglia dei playoff, andiamo a vedere quello che è successo nella partita d'andata persa a Trieste, con una Venezia che ha fatto una grande partita, in particolare Jordan Parks, ma anche con delle recriminazioni arbitrali, ricordo dei fischi abbastanza, diciamo, discutibili. Andiamo a rivederlo assieme se riusciamo. Una Venezia brutta quanto cinica che sfrutta al meglio la concretezza del grande ex Jordan Parks passa sul parquet di Valmaura. Trieste opaca, pessima al tiro, fatta salva la prova di Valentine e Jutov, ma nonostante gli errori e la condotta arbitrale dei signori Paternicò e Galasso a pesare come un macigno sull'esito della partita. E badate bene, non per questo quel fischio puntuale, ma per una prestazione complessivamente non al livello di un match di A1. La cronaca regala una partita in cui i biancorossi devono subito adattarsi alla maggiore fisicità lagunare. I giocatori ospiti sembrano la custodia dei triestini. Ross, nella peggior versione personale sin qui, crea e distrugge, mentre Valentine si erge subito a protagonista. Bene anche Candussi dall'arco. La Reyer replica con il simil Shaq Kabengele, che spazza via gli avversari a colpi di fondoschiena, e con l'acume di Parks. Se c'è un backdoor da prendere o un avversario da beffare sulla linea di fondo, state certi che la zampata della Pantera prima o poi arriva. Il secondo quarto parte sul 17-15 e c'è pure la buona notizia del rientro in campo di Markel Brown dopo l'infortunio. L'Umana però confeziona un 7-0 di parziale con il trio Moretti, Sims ed Ennis toccando il +4. I ragazzi di Christian fanno una fatica mostruosa a segnare e Parks porta i veneti sul 27-32. Servono le triple di Valentine prima e di Brown poi per ricucire lo strappo e mandare tutti
negli spogliatoi sul 35 pari, punteggio basso e più confacente alla media punti di Venezia piuttosto che a quella giuliana. Il rientro dagli spogliatoi è da incubo, la Reyer piazza un parziale tagliagambe da 14-0, dominando in area con Sims e Kabengele. Tra meriti ospiti e fischi discutibili, Trieste cerca uno scatto d'orgoglio, lo trova nell'altro grande ex della partita, Brooks. 5 punti in fila e risposta pure del pubblico del palazzetto. Poi c'è l'impatto di mister utilità Uthoff e l'insperato 6 su 6 di Johnson dalla lunetta, lungo fin qui inguardabile, che merita il 6 proprio per la prestazione ai liberi che riapre il match. Ci pensa poi ancora Spigoloman con una schiacciata a pareggiare l'esito della sfida. Verdetto rimandato all'ultimo quarto, 57-58, con bomba finale di Casarin. Venezia però gratta tutto quello che la partita offre nell'ultimo parziale. Tessitori e Moretti portano la squadra di Spahia prima sul +5 poi sul +8. I biancorossi buttano un paio di possessi e sbagliano almeno 2 triple comode per rientrare a contatto. Poi ci si mettono gli uomini in grigio. Lo sfondamento di Brown è solo l'ultima delle chiamate contestate e decisive. L'ultimo ad alzare bandiera bianca è Valentine, che tirerebbe pure dagli spogliatoi per vincere questa partita, ma Ennis e Parks la chiudono sul 70-76 finale. Allora, andò così al Palatrieste, devo dire che anch'io mi sono rinfrescato un po' la memoria. Forse Venezia la squadra che a livello di lunghi tra le più attrezzate, comprese le super big, perché Kabengele, Parks, Sims, Tessitori, insomma reparto sotto. Beh, è una squadra sicuramente ben costruita, che ha avuto una stagione anch'ella molto complicata dal punto di vista degli infortuni, che non ha una posizione di classifica, o quantomeno non aveva fino a qualche settimana fa, perché adesso sta vincendo, una posizione di classifica congrua alla sua potenzialità, ma oggi sta giocando una buona pallacanestro. È una squadra molto fastidiosa, che difende molto con le mani addosso. L'abbiamo vista all'andata, ma l'abbiamo visto tutto l'anno. È una squadra equilibrata, era molto rognosa per noi, e poi si gioca al Tagliercio, dove non è mai facile andare a vincere, quindi sarà una sfida complessa, però la affrontiamo secondo me nel modo migliore possibile a questo punto della stagione, cioè sai che se vinci la questione playoff è chiusa, perché è del tutto evidente che poi al di là del fatto di avere Trento in casa, ma hai partite con Sassari, Cremona e Varese, anzi con Varese, Cremona e Sassari, che insomma sulla carta puoi vincerle tutte e tre. Se vinci hai un vantaggio enorme nei confronti di tutte le tre che hai sotto, perché sei in vantaggio con Reggio Emilia, sei in vantaggio con Tortona, sei anche se in svantaggio con Venezia, hai comunque 4 punti in più, quindi tutto sommato nelle ultime 4 partite dovresti perdere tutte e 4 per venire superate. Quindi è chiaro che se vinciamo a Venezia la questione playoff diventa soltanto se siamo quinti, sesti, quarti magari o settimi. Se perdi però non è una tragedia, ecco. Non è una tragedia. Io ritengo che non sia una tragedia in funzione dei playoff nemmeno l'eventuale doppia sconfitta Venezia-Trento. È chiaro che dopo devi vincere tutte le altre tre, però anche se dovessimo perdere a Venezia e perdere in casa con Trento, credo che la questione playoff si possa comunque raggiungere con le ultime 3 partite. Dopodiché questa squadra, per come sta giocando, non ha mai sbagliato 2 partite in fila. Quindi credo che ci sia la possibilità, secondo me, di vincerle entrambe. Ultime 3 partite, no? Cremosa, Sassari e Varese, sì, Cremona, che Sassari, insomma, arrivano proprio, diciamo così, in un momento cruciale con 3 avversari, sono tutti forti Serie 1, però insomma nessuna in lotta playoff. Nessuna in lotta playoff, Sassari che non ha più lotte da fare, e secondo me quando arriveremo a quel punto sarà più chiara anche la situazione di Cremona e di Varese rispetto alla questione della retrocessione, che, come dicevo prima, Pistoia è del tutto evidente che non ha più nessuna possibilità di salvarsi, Scafati rischia, quindi potrebbe essere che magari quando incontriamo Varese e Cremona
non sia così fondamentale neanche per loro quella partita. Ecco, però per esempio su Scafati dal mio punto di vista va fatto un ragionamento, siccome spesse volte con Patonelli abbiamo parlato di anche politica sportiva, di gestione della Lega e quant'altro, secondo me debbono esserci delle regole per giocare in Serie 1, no? Cioè giocare in un palazzetto come quello di Scafati, in una situazione, come dire, intanto ambientale, ma prima di tutto di sicurezza, in cui praticamente chiunque può fare qualunque cosa spostandosi in qualsiasi angolo del palazzetto in una struttura che la Serie 1 non ha niente a che fare, ma azzarderei nemmeno con la Serie 2, come dire, servono dei limiti, secondo me servono delle regole. Sono totalmente d'accordo e credo che questo vada affrontato nel modo giusto, cioè il diritto sportivo ormai non può essere sganciato totalmente dalla capacità della squadra e della società poi di consentire lo svolgimento del campionato che ha diritto certo. al quale ha diritto di partecipare per il diritto sportivo, quindi Scafati quel palazzetto non deve poterlo usare, ma ci sono tanti elementi, voglio dire, di complessità della Serie A che andrebbero toccati e sviscerati. Certamente questo è uno fondamentale. Poi chiaro, lì c'è un imprenditore che ci mette molti soldi, vanno tutelati gli imprenditori che vogliono investire nella pallacanestro, perché sono soldi alla fine tra virgolette buttati via per un imprenditore, no? Non è che ha un ritorno economico di alcun tipo, e quindi va tutelato, però deve essere nelle condizioni di poter garantire la sicurezza dei giocatori e dei tifosi quando vanno a vedere le partite. Allora, blocco un attimo i temi di cui stavamo parlando, perché il nostro Gianluca Paladin è già in collegamento per parlare del caso Resinovic, indagato il marito di Liliana, Sebastiano Visintin. La notizia appresa ieri sera da Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4. Allora vado subito dal nostro Gianluca, che se non sbaglio si trova in via Verrocchio a San Giovanni. Gianluca, ci sei? Sì Marco, buongiorno a te, buongiorno al senatore Patuanelli. Siamo in via Verrocchio Civico 2 all'abitazione di Sebastiano Visintin, indagato, è ufficiale, per il caso della morte della moglie Liliana Resinovic. Quindi ieri sera esplode la notizia. Di fatto, secondo quanto appreso, c'è stata anche una verifica qua in casa di Sebastiano martedì scorso da parte della Polizia di Stato, una sorta di perquisizione interna dell'abitazione dopo più di 3 anni. Quindi... Allora, c'è qualche problema al collegamento che si è interrotto? Vai Gianluca, vai, a posto. Sì, dicevo Marco, a 3 anni più dai fatti che hanno visto purtroppo la morte della 63enne di via Verrocchio, trovata morta nel bosco di San Giovanni, non molto distante da qui. Ecco che c'è l'iscrizione nel registro degli indagati per il marito Sebastiano Visintin, notizia che, come anticipavi tu, circolava già ieri sera. Martedì scorso, dicevamo, il controllo degli inquirenti della polizia all'interno di questa casa al Civico 2. Abbiamo suonato il campanello, evidentemente Sebastiano in questo momento non è in casa, ma stiamo cercando di contattarlo. Abbiamo invece contattato il suo avvocato Paolo Bevilacqua, che appunto assiste Sebastiano Visintin. Ci ha appena informato di non voler rilasciare commenti in merito all'avvio delle indagini nei suoi confronti. Di fatto negli anni Sebastiano è già stato controllato, intercettato in tutti i modi e attenzionato e sentito, così come altri protagonisti che ruotano attorno alla vicenda sul caso Resinovic. Però adesso è ufficiale che c'è proprio l'iscrizione al registro degli indagati, quindi si aprono anche nuovi scenari. In questa giornata vi invito a rimanere collegati su Tele4 nei nostri telegiornali delle 13:20 e delle 19:30, perché faremo il punto della situazione a più di 3 anni ormai di distanza dal ritrovamento del cadavere di Liliana. Vediamo se riusciremo anche a sentire, visto che l'avvocato non vuole parlare, se riusciremo a sentire anche il consulente medico nominato da Sebastiano Visintin, il dottor Raffaele Barisani, anche lui già contattato, e si è detto anche sorpreso, no, di questa fuga di notizie che c'è stata
stata improvvisamente sull'iscrizione nel registro di indagati di Sebastiano Visintin, da capire se è anche l'unico a questo punto a essere iscritto al registro degli indagati. Ma come ripetevo poc'anzi, prima di chiudere, ascoltate, guardate Tele4 oggi, perché vi riporteremo tutti i fatti, le ultime novità, riepilogando ovviamente anche quello che è successo. A te Marco. Grazie Gianluca, grazie Alessandro Carelli, che sono arrivati prontamente sul posto per iniziare a lavorare anche in diretta. Chiedo al senatore Patuanelli, Trieste è sotto, diciamo, la lente di ingrandimento per questo caso nuovamente, tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali su un caso che, come dire, sul quale tutti chiedono, diciamo, verità, dopodiché sul fatto che si riuscirà poi a arrivare a un quadro chiaro io ho qualche dubbio. Beh, ovviamente tutti ci auguriamo invece che la verità emerga, poi come sempre emergerà o non emergerà la verità giudiziaria, la verità vera non la sapremo mai, però oltre a questo non c'è altro commento da fare. Ecco, certamente è un caso che è stato per lungo tempo sotto l'occhio mediatico a livello nazionale, e quindi che viene seguito ancora oggi dalla stampa nazionale con grande attenzione, nonostante, voglio dire, purtroppo ci sono situazioni di omicidi, morti, che insomma anche recentemente a Trieste, nuovamente magari con meno clamore mediatico. Ci auguriamo tutti che, insomma, oltre che ci sia una verità che emerga dalla fase processuale. Abbiamo ancora una telefonata, la sentiamo, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Ciao Silvia. Buongiorno al mio ministro preferito. Buongiorno e grazie. Ecco. Niente, io ho una domanda che mi frulla in testa già da, diciamo, ormai 2 o 3 anni. Reddito di cittadinanza e bonus 110. Io non ricordo che la Corte dei Conti abbia fatto qualche, diciamo, critica oppure abbia messo qualche veto a questi 2 provvedimenti, che tutti e 2, il primo, il bonus 110, secondo me era tipo quando hanno fatto l'ENI, era un investimento del governo dello Stato in un momento di crisi economica, e il reddito di cittadinanza era tutto a favore dei cittadini, che poi gli imbroglioni ci sono, perché anche quelli che non pagano le tasse sono dei grandissimi imbroglioni e vadono milioni di euro. Quindi mancava il controllo, forse, ma non credo tanto, poteva bastare quello che c'era, e secondo me c'è stata tutta un'ideologia che si è mossa sotto la gente. Qualcuno c'è che preferisce morire di fame piuttosto che vedere l'altro che mangia. Purtroppo io ho constatato questa cosa, ma mi interessava sapere, qualcuno alla Corte dei Conti o in Europa ha eccepito su quei 2 provvedimenti o no? Perché a me non risulta. Grazie, domanda interessante. Grazie. Buongiorno, prego. No, la risposta è no, non ci sono stati provvedimenti della Corte dei Conti né di altri organismi che abbiano in qualche modo messo una luce negativa rispetto a questi 2 provvedimenti che venivano citati da Silvia, che sono sicuramente 2 elementi, hanno avuto come percorso caratterizzante il fatto che, essendo stati fatti da una forza politica che andava, qualcuno addirittura recentemente vuole cancellarla, il Movimento 5 Stelle, chiaramente sono sempre stati come elemento critico messi al centro della critica politica complessiva e anche mediatica. Mancano i banchi a rotelle nel trio delle cose, delle idiozie che venivano dette nei nostri confronti. C'è la questione dei banchi a rotelle. Ricordo che lì invece c'è stata una condanna del dirigente scolastico che li ha ordinati non utilizzati, perché i banchi a rotelle erano una scelta dei dirigenti scolastici, non del governo o della ministra del tempo. Ma sul superbonus e sul reddito di cittadinanza, la questione delle truffe, certamente ci sono state delle truffe, come accade purtroppo sempre su qualsiasi provvedimento di sostegno. La percentuale di truffe rispetto all'ammontare complessivo della misura per entrambe le misure è decisamente inferiore alle truffe sulle pensioni di invalidità. Non penso che nessuno si
porrà il problema di cancellare le pensioni di invalidità perché c'è qualcuno che truffa lo Stato sulle pensioni di invalidità. Perché ci sono state le truffe scoperte truffe su Superbonus, su reddito di cittadinanza? Perché invece c'erano dei meccanismi di controllo molto precisi e puntuali e quindi giustamente poi vengono scoperte però stiamo parlando di cose che da 2 anni e mezzo ormai non ci sono più, perché per scelta politica del governo sono state cancellate. Dico solo una cosa, il Superbonus aveva una gettata temporale inizialmente molto precisa, molto chiusa e serviva come booster economico per uscire dalla pandemia, poi tutte le forze politiche hanno voluto rinnovarlo, l'ultima proroga del Superbonus l'ha fatta il governo Meloni, giusto per capirci, sulle monofamiliari tra l'altro, neanche sulla residenza popolare, sulle monofamiliari. Per quanto riguarda invece la questione del reddito di cittadinanza, ricordo il piagnisteo del mondo produttivo, non troviamo dipendenti per colpa del reddito di cittadinanza. Oggi quel piagnisteo resta, ma il reddito di cittadinanza non c'è più, quindi a comprova che forse quello non era. Dopodiché io personalmente sul reddito di cittadinanza credo che dovendolo rifare, lo rifarei in modo leggermente diverso, perché ci sono alcune cose che non hanno funzionato, perché è giusto anche ammettere quando alcuni elementi non hanno funzionato, però ecco, era una protezione per le persone meno fortunate che forse servirebbe anche oggi. Grazie senatore Patuanelli, chiudo con il sorriso, con la vignetta numero 2 di Englaro di questa mattina. Cosalgà ha messo un super dazio sulle birette e quindi il signore si è messo a piangere. Grazie a tutti, buona giornata. Arrivederci.